Ben ritrovati, buon giovedì a tutti e rieccoci insieme in diretta a tenervi compagnia fino alle 13:30 per raccontarvi i fatti principali della giornata e poi spazio con gli ospiti ad approfondimenti politici e non solo. Come sempre abbiamo in primo piano la cronaca che ci porta, scusate è caduto il microfono, lo mettiamo in diretta, cronaca che ci porta a Venezia. Oggi in tutte le province si celebra l'Arma dei Carabinieri, 211 anni dalla fondazione, e quelli che emergono in Veneto sono dati preoccupanti. Aumentano tra gli altri la criminalità giovanile e le truffe che vedono vittime gli anziani. In provincia di Venezia boom di arresti per violenza di genere. Ma ci racconta tutto nei dettagli il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. È uscito un pallidissimo sole qui a Venezia, ma tutta la cerimonia dell'Arma dei Carabinieri è stata contraddistinta da un violentissimo acquazzone. La cerimonia alla fine è durata all'incirca un'ora. Noi ci troviamo in Riva Cadidio, che è una fondamenta che è esattamente tra la Riva degli Schiavoni e quella dei Sette Martiri. Adesso Sandro Ponchio vi farà vedere come si stiano già dismettendo tutte i palchi su cui si trovavano le autorità per questa cerimonia, che ribadiamo è stata brevissima ed è stata contraddistinta soprattutto da questi due allarmi: la criminalità giovanile e le truffe per gli anziani. Alcuni numeri: le truffe agli anziani sono aumentate del 10% e in tutto il Veneto nel corso dell'anno scorso ci sono stati 46 arresti, che vuol dire più 91%, e 228 denunce, che significa il più 45%. Altrettanto preoccupante è il dato che riguarda la criminalità giovanile. In questo caso i reati sono aumentati del 34%, ci sono stati 37 minori arrestati e pensate 1347 minori denunciati in Veneto. Poi ci sono i dati di Venezia, qui si è parlato molto dei borseggiatori, sono stati 90 quelli denunciati nel corso dell'anno, e soprattutto di questo autentico boom di denunce di violenza di genere. Gli arresti nella città metropolitana di Venezia sono stati 19, pensate 12 in più di quelli che erano stati l'anno scorso, quindi è un aumento estremamente considerevole. Ci sono 50 braccialetti elettronici attualmente attivi nella città metropolitana di Venezia. Noi a questo proposito abbiamo avvicinato la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi, l'onorevole Martina Semenzato, per chiedere un commento su questi dati. Sentiamo. Sono dati significativi che testimoniano non forse l'aumento dei reati, ma gli aumenti degli interventi e delle denunce da parte delle donne. Questo è fondamentale, perché denunciare è il primo passo di uscita dalla violenza, e i dati condivisi dal colonnello Aquilio ci dimostrano che anche Venezia rappresenta una città virtuosa in tema di lotta alla violenza di genere. Aumentano le denunce, aumentano gli ammonimenti al questore, aumentano gli interventi di sensibilizzazione grazie anche alle forze dell'ordine come quelle dei Carabinieri nelle scuole, nella comunicazione. È un lavoro corale, è un patto di corresponsabilità. Diminuiscono i femminicidi, è vero che veniamo colpiti da dei casi particolarmente gravi ed efferati che coinvolgono soprattutto i giovanissimi, però oggi siamo di fronte ad un segno meno che non ci consola, ma che ci dice che quel patto di corresponsabilità, che deve necessariamente nascere in famiglia, abbracciare la scuola, coinvolgere la società civile, ovvero tutti noi, e avere la ricaduta nella politica. I dati confermano una grande reattività, tempestività e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che sono le armi che abbiamo a disposizione per combatterla. Questa dunque è l'onorevole Martina Semenzato, naturalmente, per tutto quello che è accaduto questa mattina qui a Venezia. Vi rimandiamo alle prossime edizioni del telegiornale. Per ora la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Filippo Fois. Poi questa sera naturalmente nel dettaglio tutti i dati resi noti oggi a Venezia, ma non solo, perché celebrazioni come detto in tutte le province, con focus proprio dettagliati sui singoli territori provinciali del Veneto. Continuiamo con la cronaca, le indagini sull'omicidio di Franco Bernardo Bergamin lo scorso febbraio a Limena. I carabinieri del RIS confermano che le impronte sui sacchi dove era stato nascosto il cadavere sono quelle del triestino Alessio Battaglia.
Le impronte di Alessio Battaglia sono le uniche sulla scena del crimine. Le analisi effettuate dai carabinieri del RIS le hanno rilevate sui sacchi e sui teli usati per sigillare l'armadio e il corpo di Franco Bernardo Bergamin dopo il suo omicidio. Il 41enne triestino in carcere per l'assassinio del pensionato di Limena è stato l'unico a toccare il materiale usato per nascondere il cadavere. Non ci sono invece le impronte della sua fidanzata, presenti in casa al momento del delitto ma non indagata. La donna era in un'altra stanza e non avrebbe dunque partecipato alla colluttazione. La morte di Bergamin è avvenuta il 22 febbraio scorso a Limena, al culmine di una lite. Battaglia, che da mesi era ospitato nella casa dell'84enne, ha ammesso di aver colpito l'uomo con degli schiaffi, che è caduto a terra ferendosi alla testa. Il 41enne ha detto anche di aver somministrato un antidolorifico alla vittima prima del decesso, una versione che però sembra essere smentita dalle indagini degli esperti. L'autopsia ha rivelato infatti che aveva il collo spezzato, una frattura compatibile con una mossa di arti marziali e non come conseguenza di una caduta. Battaglia poi ha chiuso il cadavere in alcuni sacchi e dentro un armadio sigillato con del nastro adesivo. Alla fine ha sparso del profumo per nascondere gli odori del corpo in decomposizione. Il 41enne triestino è rimasto nell'appartamento di Limena per alcuni giorni prima di scappare a Monfalcone, dove è stato arrestato dai carabinieri. E adesso andiamo a Bassano, dove l'azienda sanitaria ha confermato 2 casi di dengue. Subito sono partite le operazioni di disinfestazione. Ci spiega tutto in diretta Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta, con loro l'assessore all'ambiente Andrea Viero. Buongiorno Vanessa. Eccoci qua a Bassano, buongiorno a te e tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, 2 casi di dengue sono stati registrati dall'ULSS 7 Pedemontana ed è partita tutta quella che è la macchina per cercare di disinfestare un'intera area. Siamo in quartiere San Marco a Bassano del Grappa, come hai appena accennato anche tu stessa, l'assessore all'ambiente di Bassano Andrea Viero. È stata firmata l'ordinanza dal sindaco proprio nelle scorse ore. Come procederete intanto con la disinfestazione, pensando anche che tra l'altro doveva cominciare ma è piovuto, di conseguenza ha rallentato un po' i tempi? Diciamo che le fasi sono 2, la prima fase di comunicazione, quindi andremo casa per casa, le persone che abitano nel raggio di 200 metri rispetto al caso che è stato segnalato, andremo a fare proprio la comunicazione rispetto all'attività invece che sarà serale, quella di appunto di trattamento di tutte le vie interessate da questa circonferenza di 200 metri. Come funzionerà? Allora diciamo che al netto di avvertire i cittadini è chiaro che si entrerà casa per casa nei giardini, ovviamente si farà un trattamento adulticida rispetto a siepi, piuttosto che se ci sono dei vasi con dei ristagni d'acqua verranno rovesciati e il trattamento sarà appunto sulle aree esterne. A voi avete avuto tra l'altro anche poche ore fa un incontro, una riunione proprio con tutti quanti i tecnici e anche i sanitari dell'ULSS per cercare di capire come muovervi. Sì, questo non è il primo caso che affrontiamo, 2 anni fa c'è stato un caso simile proprio più o meno nella stessa zona, quindi la macchina è rodata. Ieri siamo stati prontamente avvertiti dall'ULSS, questa mattina una riunione operativa anche con i volontari della protezione civile, quindi insomma la macchina ormai è rodata, c'è una ditta specializzata che poi provvederà ovviamente a fare i trattamenti. Le persone sono 2 persone di uno stesso nucleo familiare di ritorno da un viaggio molto probabilmente in Sud America, adesso sono in isolamento. Sì, da questo punto di vista rispetto ovviamente alla partita medica come assessore non sono ovviamente informato, sono più impegnato ovviamente nella gestione dell'emergenza rispetto appunto alla parte quella di trattamento delle aree. Insomma la speranza che sia ovviamente dei casi sotto controllo e che presto guariscano. I prossimi passi, voi partirete già questa sera con il grosso della disinfestazione e nei prossimi giorni come funzionerà? Allora in questo momento, se il tempo ce lo consente, continueremo con l'informazione ai cittadini che abitano lì attorno. Questa sera si partirà con la disinfestazione, chiaro la speranza è quella di chiudere il ciclo di trattamento già nella giornata di oggi. I lavori proseguono, vedremo anche nei prossimi giorni se continueranno le operazioni di disinfestazione della dengue, che lo ricordiamo provoca febbre alta e dei malesseri proprio diffusi nell'organismo che viene punto da questo insetto. Le persone al momento, ricordiamo, sono in isolamento nella loro abitazione, sperando ovviamente che le condizioni non siano assolutamente
assolutamente gravi. Procede intanto dalla parte parallela appunto tutta quanta l'operazione di disinfestazione e vedremo se nei prossimi giorni continueranno. Noi seguiremo proprio tutti quanti passo passo tutte queste operazioni che poi sta portando avanti il Comune assieme alla ditta specializzata ULS Protezione Civile. Ci sono anche gli agenti della polizia locale che sono impegnati insomma in questa attività. Per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, grazie all'assessore Viero. Il crollo dell'albero in Piazzale Roma, la Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose gravi, al momento a carico di ignoti. Al centro delle indagini la catena di controlli e le manutenzioni del verde pubblico. Il crollo del Leccio, che ha provocato 12 feriti a Piazzale Roma, poteva essere evitato o è avvenuto per un motivo fortuito e imprevedibile? Ruota attorno a questo interrogativo il fascicolo d'inchiesta contro ignoti aperto dalla Procura di Venezia con l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravi. Attraverso le indagini della polizia locale, i magistrati intendono fare chiarezza sulla catena di controlli e manutenzione del verde pubblico a Venezia. In particolare se l'albero fosse stato o meno oggetto di verifica 3 giorni prima del crollo. Albero che intanto rimane lì, sottoposto a sequestro giudiziario e provvisorio monumento alla memoria di un evento che ha profondamente scosso la città. Le 2 ferite più gravi restano ricoverate a Mestre, una ancora in terapia intensiva. Le condizioni della signore sono stazionarie. Quindi non ci sono né peggioramenti né miglioramenti, quindi la situazione è sotto controllo, la prognosi è una prognosi riservata e noi stiamo seguendo l'evoluzione in modo tale da poter intervenire nel modo giusto al momento giusto. Accanto all'inchiesta della magistratura c'è anche un dibattito di carattere politico e amministrativo che si sta sviluppando a Cafarsetti, per il quale il Partito Democratico chiede al Comune di fare chiarezza. Noi con l'accesso agli atti abbiamo chiesto se esiste una perizia relativa all'albero che è crollato e quindi se c'era un pericolo accertato insomma, in merito a proprio alle condizioni dell'albero. Chiediamo che venga fatta chiarezza sulla responsabilità politica e quindi chiediamo che con urgenza gli assessori competenti vengano in commissione a spiegare quanto è accaduto e spiegare la situazione di fatto. Ma come sia la situazione lo si chiede anche per altro verde pubblico in territorio comunale, dove oramai si sta iniziando a guardare agli alberi domandandosi il loro stato di salute. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di altri cittadini di altre zone della città che anche formalmente, quindi a mezzo PEC o a mezzo mail, hanno situazioni di pericolo o di presunto pericolo, ovviamente questo poi saranno i tecnici ad accertarlo, di alberi presenti nel nostro territorio senza mai ricevere una risposta da parte del Comune. Allora è questa la responsabilità della politica, della mancanza di ascolto, della mancanza di dialogo. Era stato denunciato per aver minacciato la sua ex. Adesso la ragazza lo ha raggiunto in treno a Ferrara. Lei va a trovare lui, prende il treno e lo raggiunge a Ferrara. Peccato che lui abbia un divieto di avvicinamento alla ragazza. Così scatta l'arresto. In sintesi, è l'ultimo capitolo di una vicenda che ha fatto discutere. All'inizio di maggio a Milano il 20enne, dopo un'aggressione alla coetanea padovana con cui aveva una relazione, era stato denunciato. Per di più sui social aveva inneggiato alla figura di Filippo Turetta, per poi pentirsene quando aveva sentito Gino Cecchettin. Adesso, a quanto risulta, a un mese di distanza, la madre della giovane avrebbe chiamato i carabinieri di Thiene per informargli che la figlia si è allontanata da casa per raggiungere in treno il ragazzo a Ferrara. Attivati, i militari della città estense sarebbero giunti in stazione notando i 2 giovani insieme. A quel punto per il 20enne sarebbe scattato l'arresto per violazione del divieto di avvicinamento alla vittima. Quindi, pur continuando a essere sottoposto al divieto di avvicinamento, sarebbe stato rimesso in libertà. Incontro ravvicinato con i ladri per una donna trevigiana che stava mangiando in cucina. Uno stava entrando dalla finestra, l'altro dalla porta d'ingresso. L'episodio tra Treviso e Castagnole in via Casette. È la 5ª volta che mi capita, denuncia. Paura in tutta la zona dove la gente dice di sentirsi spiata. Me li sono trovati proprio dentro in cucina quasi. A ridosso della zanzariera e io stavo mangiando e uno era dal portoncino che lo stavo per aprire, proprio a viso scoperto, e io dopo ho cominciato a urlare perché ho capito subito che c'era anche un altro fuori dal portoncino
e da là sono scappati. Sono stati attimi di autentico panico in via Casette, tra Castagnole di Paese e Treviso, dove una donna si è trovata faccia a faccia con i ladri che le stavano piombando in casa, un'abitazione abbastanza isolata ma recintata tra i campi, e questo in pieno giorno, poco prima delle 2 del pomeriggio. Probabilmente i delinquenti pensavano che all'interno non ci fosse nessuno, o forse si aspettavano una reazione del tutto diversa. Mi sono messa a urlare, poi sono corsa dietro senza pensarci e mi sono messa a urlare i ladri, ma in quel momento purtroppo non passava nessuno e loro sono scappati. Esatto. La fuga in direzione Castagnole su una macchina grigia parcheggiata poco distante, dove ad aspettare i 2 ladri c'è un complice, un piantone. I ragazzi giovani. Di carnagione chiara. Di carnagione chiara. Non hanno parlato? No, niente. E quando sono scappati, che erano in strada, uno si è tirato su anche il fazzoletto per non farsi riconoscere. Non certo un copione inedito, soltanto in questa casa si registra una sorta di record, anche se mai nelle precedenti occasioni c'era stato un incontro così ravvicinato. La quinta volta, sì. In 15 anni penso. Sì. Quindi vi sentite spiati? Che cosa? Sì, per me sì, controllano. Quando vai, quando torni, cosa fai? Passano avanti e indietro e controllano sicuramente. Una sensazione generalizzata. In una casa vicina 3 sono i colpi andati a segno nel giro di 3-4 anni. Certo che è battuta, siamo, come dice, sotto osservazione quando ci vedono che hanno una strada libera e loro ne approfittano. Adesso comincio a avere paura. Le altre volte sì, le ho lasciate passare, me la sono fatta passare, però adesso non sono più padrona a stare a casa mia. Ladri scatenati sempre a Treviso, anche nei cimiteri, in quello di San Lazzaro, rubati i fiori dalle tombe, hanno profanato la tomba di mio marito, servono più controlli e la denuncia della signora Annalisa Casellato. Un rammarico, una tristezza, un dolore, guardi, perché proprio hanno profanato la tomba di mio marito, ecco, profanato, guardi, questo sì. Questo, guardi, ve lo dico col cuore, perché se fossero venuti forse in casa avrei avuto meno dolore. Vedere così proprio non è possibile, non è possibile. Non si dà pace Annalisa Casellato dopo che la tomba del marito nel cimitero di San Lazzaro a Treviso è finita per l'ennesima volta nel mirino di gente senza scrupoli, ladri di fiori senza rispetto né pietà. Domenica mattina, come al solito, sulle 8:30, meno un quarto alle 9, mi avvicino, vengo e ho visto, guardi, una cosa terrificante. Le piante portate via completamente e soprattutto, oltre il danno, la beffa, mi avevano messo 2 piante di gerani messe là proprio così. Questo penso sia successo 10 minuti prima, non di più, perché si vedeva proprio la terra mossa velocemente e anche messa così la tomba tutta sporca, tutta bagnata, tutta cosa. Quindi lei quando è arrivata ha trovato un vero e proprio disastro? Guardi, mi sono sentita male perché ho detto no, non è possibile queste cose. La signora Annalisa ha deciso di metterci la faccia e denunciare quanto accaduto. La segnalazione è stata fatta sia in questura sia presso gli uffici di Contarina. Ci sono le telecamere alle 2 entrate, a San Lazzaro e ad Osson. Dopodiché dice che i camposanti sono liberi, non c'è nessun controllo. Servono più telecamere e fototrappole interne, la convinzione di Annalisa, che si rivolge direttamente al primo cittadino. Signor Sindaco, io le voglio bene, lo apprezzo, lo stimo e lo seguo sempre. E cerchi anche lei di fare qualcosa, di cercare non so, lei che sa più di me, insomma, ecco, di aiutarmi, perché non solo io penso, non sarò solo l'unica. Restiamo a Treviso con il delitto di Anica Panfile in corte d'assise. La ringa della difesa, Franco Battaglia, venga assolto con formula piena, è la richiesta dell'avvocato Fabio Crea, per il quale c'è una prova a discarico dell'uomo a fornirla i tabulati telefonici.
la soluzione per non aver commesso il fatto, non è lui l'omicida. Questa la richiesta alla Corte d'Assise di Fabio Crea al termine di una ringa difensiva durata quasi 5 ore. Sul banco degli imputati, presenti in aula, quel Franco Battaglia, ora ottantenne, unico accusato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata cadavere sul Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. Per la difesa non è lui l'assassino della giovane mamma, come invece sostenuto dalla procura, che ne ha chiesto la condanna a 21 anni e 6 mesi di reclusione. L'anziano, secondo l'accusa, l'avrebbe uccisa nella sua villetta di Arcade al culmine di una lite avvenuta dopo un rapporto sessuale segnato dall'uso di cocaina, poi si sarebbe disfatto del corpo gettandolo nel Piave. 2 film opposti, con Crea che parla di un processo basato su soli indizi e di una prova invece a discarico definita inconfutabile e incontrovertibile, risale al giorno della scomparsa. Alle 16:52 entrambi escono dall'abitazione, c'è una divaricazione, come aveva detto un ufficiale di polizia giudiziaria nella sua iniziale relazione, si separano, Battaglia va a Villorba, la signora Panfile rimane ad accendere le celle di Spresiano, ma diverse rispetto a quelle dell'abitazione del signor Battaglia. Quando la signora Anica stava operando sul telefono fino alle 17:11, Battaglia da oltre un quarto d'ora era da un'altra parte, e cioè a Treviso Nord. Insomma, le celle telefoniche dimostrerebbero che i due non erano insieme al momento della probabile morte della donna, ma c'è un altro aspetto affiorato nel processo e riferito dai congiunti della vittima. Era emerso che la signora Anica Panfile era minacciata da albanesi, probabilmente per un debito di denaro, ma è una pista che gli inquirenti non hanno seguito. Insomma, una pista albanese mai di fatto approfondita, dice Crea, nonostante la presenza di intercettazioni a tratti inquietanti, ma nell'arringa ci sono riferimenti anche ai casi di Garlasco e Amanda Knox, in particolare alla sentenza di Cassazione che annullava la condanna della studentessa statunitense accusata del delitto di Meredith Kercher. L'assenza del movente in un procedimento, in un processo indiziario, era un elemento significativo per portare alla soluzione dell'imputata. Un'altra rissa a Conegliano, un ragazzo ferito dal lancio di una bottiglia è stato ricoverato in ospedale, indagini in corso. Un'altra rissa a Conegliano, nella tarda serata in via Pittoni, tra l'istituto Ipsi e la stazione dei treni, si sono affrontati alcuni ragazzi, tutti maggiorenni, di nazionalità italiana, marocchina e senegalese. Uno dei giovani è però rimasto ferito in modo abbastanza serio dal lancio di una bottiglia ed è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dei Battuti. Le indagini sono comunque in corso. Yuri Dorian Gray, educatore e titolare di alcune palestre dedicate al benessere, ha sul punto le idee molto chiare. I social, la minore autorità di genitori e insegnanti sono la causa del problema ed infine la totale impunità dei giovani che non hanno più paura delle punizioni che spesso o non arrivano o sono blande. Io devo aver paura per non combinare casini, perché se io combino il casino e dopo so che comunque non ci rimetto, perché io non devo farlo? Perché ormai farlo vuol dire diventare virale sui social. Esatto, e questo attira. Tu lo fai perché dopo ti guardano in tanti e purtroppo è vero, cioè chi fa casini diventa virale. Allora io dico, partire dai genitori con più potere, perché a me hanno scritto tanti genitori e mi hanno detto: ma Yuri, ma come devo fare? Io so benissimo come è mio figlio, ma se io gli do 2 schiaffi, questo mi denuncia e me lo portano via. E quindi tu cosa consigli? Consiglio, partire, la politica serve a qualcosa, quindi devono dare potere ai genitori, perché i genitori, non penso che c'è qualcun altro che pensa più ai figli degli altri, quindi il genitore è prima persona che vuole il bene del proprio figlio, bravissimo. Dopodiché dare potere agli insegnanti, alle scuole e soprattutto alle forze dell'ordine. Non è accettabile che nel 2025 noi dobbiamo sputare e saltare sopra le macchine delle forze dell'ordine. Non esiste in nessun paese questo. Resta alta la tensione in centro storico a Vicenza dopo gli ultimi episodi di aggressioni e atti vandalici subiti da alcuni commercianti. Alta tensione in centro storico, aggressioni, atti vandalici, spaccio di droga. Commercianti e cittadini chiedono più sicurezza.
Solo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, si contano diversi episodi, dalla porta rotta da un pugno in una pasticceria di Piazzetta Palladio, a pochi metri dalla centralissima Piazza dei Signori, alla giovane mamma minacciata di morte a Campomarzo da uno straniero irregolare, fino al senzatetto magrebino che ha distrutto l'allestimento esterno di una bottega di Corso Fogazzaro con la commerciante che, terrorizzata, si è barricata dentro al suo negozio. C'è molto lavoro per le forze dell'ordine che pattugliano il centro storico e i quartieri, intervenendo con tempestività dove c'è bisogno. Non è un caso che siano stati intercettati prontamente dalla polizia locale i giovanissimi che hanno accerchiato, picchiato e derubato un corriere in piazza Castello qualche giorno fa, così come lo straniero irregolare che ha minacciato la giovane mamma a Campomarzo, che è stato rintracciato ed espulso dall'Italia. L'ultimo individuato è il magrebino che ha terrorizzato la commerciante di Corso Fogazzaro. Gli agenti delle volanti della Polizia di Stato hanno rintracciato il 35enne e il questore ha firmato il Daspo Willy. Per l'immigrato scatta il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e i locali che si trovano in centro storico. La commerciante, vittima dello straniero, ringrazia. Ringrazio il questore per questo immediato provvedimento che ha preso nei confronti dello straniero, il quale comunque sta passando a debita distanza, e non nascondo che in ogni caso mi provoca un po' di agitazione. Ha paura la commerciante che ha subito l'aggressione, vede ancora girare il suo aggressore, ma lui non può entrare e nemmeno fermarsi davanti ai negozi o ai locali del centro storico. Se lo facesse, per lui scatterebbe la reclusione da 1 a 3 anni. Inoltre è stata avviata la revoca del permesso di soggiorno. Dall'inizio dell'anno il questore ha già emesso 75 ordini di allontanamento da Vicenza e dai comuni della provincia, oltre a 46 Daspo Willy, 36 le espulsioni. Insomma, le forze dell'ordine sono presenti. Io voglio anche ringraziare personalmente la polizia locale, perché sono persone meravigliose, sono molto attenti ai cittadini, si danno molto da fare, stanno girando moltissimo in centro storico. Anche nei miei confronti ho avuto una grande protezione, di questo sono molto grata alla polizia locale. E tra un po' torneremo a parlare di sicurezza a Vicenza con la nostra Luisa Bertini, in diretta con l'ex sindaco Rucco, ma noi ci spostiamo a Bassano perché l'area verde di via Trentino in quartiere Rondò Brenta torna al centro delle cronache per un altro atto vandalico. Ancora una volta il parco di via Trentino in quartiere Rondò Brenta è al centro di episodi di vandalismo. L'ultima vittima, la fontanella dell'acqua potabile, ma è solo l'ultimo caso di una lunga serie di disagi che anche i residenti denunciano. È già da un parecchio tempo ormai che queste cose succedono anche secondo me di peggio quando si trovano vetri rotti di bottiglie, roba così, panchine ormai sono tutte distrutte, però il problema è, come dicevo anche ad altre persone, che purtroppo fanno quello che vogliono anche di giorno e non si fa niente, cioè la polizia passa, anche perché l'ho vista qualche volta passare, sono anche fermati, però questi atti di vandalismo continuano comunque. Evitare che succeda il peggio. Per evitare che succeda il peggio bisogna prevenire il discorso. Se mettiamo dei bei lampade e roba del genere, dopo ogni anno che abitiamo qua, naturalmente controlleremo cosa succede. Di questo parco ci eravamo già occupati più volte in passato e la situazione continua ad essere degradata per lo stato delle panchine, per i rifiuti abbandonati, per la situazione generale della vegetazione che copre addirittura il cartello di ingresso. L'area è sicuramente frequentata, ma risalire ai responsabili degli ultimi vandalismi non è facile. È difficile dire chi, perché bisognerebbe cogliere sul fatto, vedere chi sono. Certo, da soli non si verificano questi disagi, queste rotture, queste panchine rotte, la fontanella addirittura nuova, questa di oggi, mai vista prima. Non succede da solo questo, neanche penso sia un anziano che cammina col bambino, col nipotino o un genitore. Sicuramente c'è qualcuno che fa questo per noia, per divertimento, non lo so. Mi passo per la strada perché faccio la passeggiata a sera e sento chi c'è dentro l'agheto, capiamo che non li vedo, vorrei vederli, ecco, questo è il discorso. E se li vedo allora so anche cosa stanno facendo, ma se non li vedo non lo sappiamo. Al 51esimo stormo di Strana fino al 13 giugno i velivoli F-18 dell'aeronautica svizzera per un importante addestramento interforze sul posto. Stamattina c'erano Daniela Sizia con Tommaso Migotte.
Ci troviamo all'interno dell'aeroporto del 51esimo stormo di Istrana in compagnia del generale Marco Lant, comandante delle forze di combattimento. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti voi. E il comandante del 51esimo stormo Fabio De Luca, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Dunque, siamo qui per un addestramento italo-svizzero, ci sono anche coinvolti come supporto anche gli americani. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di continuare a collaborare con il personale svizzero. Abbiamo qui 6 F-18 che sono gli aerei in questo momento in forza agli svizzeri. Abbiamo ovviamente delle procedure che dobbiamo rodare costantemente che ci permettono di fare un passaggio di consegne di velivoli che eventualmente dovessero invadere il nostro spazio aereo. Sono delle procedure che abbiamo scritto insieme e che ogni anno cerchiamo di praticare e rodare per assicurarci che i coordinamenti siano perfetti. È una forza armata estremamente professionale con cui già l'anno scorso con la prima edizione abbiamo collaborato in maniera molto positiva. Comandante, ci saranno proprio delle simulazioni vere e proprie? Sì, abbiamo un processo di difficoltà crescente di missione. Abbiamo cominciato con delle, tra virgolette, semplici missioni 1v1 e in questa seconda settimana invece faremo delle missioni più complesse che peraltro, considerato l'alto numero di velivoli, ci permettono di creare degli scenari decisamente più paganti dal punto di vista addestrativo. Ecco, generale, siamo in un momento fra l'altro internazionale molto difficile e molto delicato. È un momento complesso, lo sappiamo, ed è proprio per questo che esercitazioni come queste sono funzionali a mantenere la capacità di air policing, ovvero di sorveglianza di tutti i nostri spazi aerei, non solo qui in patria ma anche nello spazio esteso di tutta l'Alleanza Atlantica. Ricordiamo che la nostra Forza Armata, l'aeronautica militare collabora e contribuisce attivamente a questa attività con le operazioni di air policing dall'Islanda ai Paesi Baltici alla Romania, e fra l'altro in Romania adesso c'è proprio uno schieramento di nostri aeroplani guidato dal 51esimo stormo che contribuisce al dispositivo di sorveglianza che abbiamo sul fianco est. Quanto è importante coinvolgere proprio anche gli altri paesi, soprattutto quelli vicini? È estremamente importante per costruire, consolidare e cementare delle procedure che devono essere senza soluzione di continuità, per far sì che il nostro spazio aereo sia uno spazio aereo completamente integrato nel quale venga assicurata la massima flessibilità nella gestione appunto del servizio di sorveglianza. Lavorare insieme con diversi assetti di diversi paesi contribuisce proprio a cementare questa collaborazione. Comandante, come ultima domanda, quanti velivoli, quanti uomini sono coinvolti in questa esercitazione? Abbiamo 57 unità di personale e 6 velivoli per circa 18 sortite al giorno, esclusivamente per gli svizzeri, e tra le 10 e le 12 nostre, quindi un volume di attività importante che ci permette di trarre il massimo profitto da questo periodo speso insieme ad addestrarci. Grazie davvero, grazie generale, grazie anche al comandante. Da Istrana è davvero tutto. E 3 giorni di incontri per rafforzare la collaborazione tra il mondo civile e il mondo militare di fronte alle emergenze. Venezia ospita il 18° summit dei comandanti CIMIC, reparto interforze della NATO. Noi veniamo fuori da un ventennio in cui abbiamo lavorato molto in quello che tecnicamente si definisce il non-Article 5, cioè tutte quelle operazioni di supporto alla pace e per la stabilizzazione dei paesi. Oggigiorno non guardiamo solo a quello, guardiamo anche alla capacità di mantenere proprio la sopravvivenza dei paesi qualora dovesse esserci qualche problema. In uno scenario internazionale in continua e a volte drammatica evoluzione, Venezia ospita la 18ª conference di CIMIC Unit Commanders. CIMIC è un acronimo inglese che sta per Civil Military Cooperation, vale a dire cooperazione civile militare. Si tratta di un reparto interforze multinazionali a guida italiana della NATO, l'Alleanza Atlantica. A Venezia si confrontano comandanti CIMIC di oltre 20 nazioni. Abbiamo seduto al tavolo a parlare con i militari
dei rappresentanti delle aziende civili, sono tutte aziende strategiche del paese che si occupano di quelli che sono i principi cardine di un paese quando funziona bene e lo fa nei principi della democrazia. E quindi questo continuo ricercare dialogo, coordinamento e cooperazione è quello che un po' ha cambiato il focus delle forze armate, avendo appunto consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte, ci vuole anche il contributo di tutta la società per reagire alle crisi. Collegare o rafforzare il collegamento tra mondo civile e militare può non essere sempre operazione facile, ma il processo avviato nasce dalla consapevolezza della crescente importanza che può rappresentare il fare rete di fronte a possibili situazioni di emergenza. In questo panorama di sicurezza in cui le situazioni sono molto in evoluzione è importante avere un dialogo continuo con i civili per capire quali sono le potenzialità che possono essere messe in campo qualora ci dovesse essere la necessità di passare a uno stato di resilienza del Paese per garantire i servizi essenziali alla popolazione e una continuità di governo e tutto quello che siamo abituati a godere oggigiorno in piena democrazia. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge da un sondaggio SVG, i cui risultati sono pubblicati in esclusiva dall'ANSA. Zaia ottiene il 70% del gradimento e Fedriga il 64%. Segue la new entry dell'Umbria Stefania Proietti al 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Chiuto, presidente della Calabria al 52%. Quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi 5 governatori dunque ce ne sono 3, Zaia, De Luca, Fedriga, che sono già al secondo mandato e che quindi a regole vigenti non potranno ricandidarsi. E il governatore Zaia ha commentato la classifica di gradimento dei governatori, ma ha anche commentato l'approvazione del contestato DL Sicurezza. È un momento di soddisfazione. Poi all'università il nostro professore di statistica diceva: guardate, quando la statistica è roba strana, perché quando dici che gli italiani mangiano un pollo a testa, poi c'è chi ne mangia 10 e chi non lo vede mai. Quindi lascia sempre il tempo che trova, però è ovvio che è indicativo il fatto che già da 14 anni sia sempre al primo posto. Penso che questo sia un lavoro di squadra, con la mia squadra, con la squadra dei Veneti, e risultati come quello delle Olimpiadi e altri risultati non si sarebbero raggiunti se non ci fosse l'autorevolezza che viene fuori per questa regione. L'approvazione oggi del DDL Sicurezza è positiva? Sì, guarda, si va sempre nella direzione che non basta ma aiuta, nel senso che io lo vedo positivamente, non lo vedo come un aspetto negativo, e vedo un paese che vuole sempre più risolvere questi problemi. I problemi dell'ordine pubblico non si devono affrontare come macrocriminalità e microcriminalità, esistono i criminali e penso che sia doveroso dare un segnale. Quando si va nella direzione di dare questi segnali, che sono vicinanza ai cittadini e vicinanza per arrestarli e per punire chi si comporta male, è sempre la buona direzione. E a proposito di sicurezza ci spostiamo a Treviso, è un tema sempre di grande attualità in città questo, e da oggi al via un'iniziativa che vede musica ma anche altri eventi all'interno di uno dei giardinetti diventato famoso proprio per il contrasto alla microcriminalità, un giardinetto che si trova a 2 passi dalla prima zona rossa della città di Treviso. E allora andiamo subito da Lina Paronetto insieme al sindaco Mario Conte. Della zona rossa, comunque in una delle zone calde storicamente della città. Questo giardinetto si sta tentando di riqualificarlo anche con presenze di eventi, presenze di gente che venga a vivere questo giardino che è di fatto in centro storico, sindaco. Tra l'altro inaugurate questa manifestazione Sile Garden nel giorno in cui ci sarà anche la famosa verifica di maggioranza proprio sulle polemiche nate sulla zona rossa. In realtà da quando abbiamo dato quest'anima culturale a questo giardino le segnalazioni di disagio sono state praticamente azzerate, segno evidente che
la prevenzione e sostituire il degrado con l'arte, con la bellezza, con la cultura significa portare in questi luoghi famiglie, giovani, persone che hanno voglia di godersi il paesaggio, i giardini, la bella musica e magari anche del cibo. Ecco, significa riqualificare dei quadranti di città. Questa è una soluzione che noi affianchiamo all'attività di deterrenza che facciamo con le forze dell'ordine, quindi continuiamo questo processo di rendere sempre più sicura la nostra città, dove il prefetto ha individuato la necessità della zona rossa, l'abbiamo fatto con la zona rossa. In tutto il resto della città lo facciamo attraverso eventi come questo, Sile Garden, che porta bellezza e cultura, lo facciamo attraverso le attività della polizia locale, che anche ieri hanno ripreso col progetto Quartieri Sicuri, quindi un presidio importante, costante nelle ore pomeridiane anche nei nostri quartieri e in sinergia con le forze dell'ordine. Questi sono gli ingredienti della ricetta per una città sempre più sicura, e devo dire che se siamo la terza città più sicura in Italia e la prima in Veneto è perché uniamo tutte queste iniziative con un unico grande scopo, che è quello di renderla sempre più sicura. Senta, ieri il vostro comunicato sui quartieri sicuri è suonato un po' come una risposta a Fratelli d'Italia. No, assolutamente, anzi sono attività che sono anche condivise in maggioranza e quindi anche con i consiglieri di Fratelli d'Italia. Io vorrei mettere la parola fine anche a questa rincorsa tra Lega, Fratelli d'Italia, tra il sindaco e Fratelli d'Italia. Non c'è alcuna rincorsa, non c'è alcuna risposta da dare, e se devo dire la verità non c'è nessuna nemmeno verifica di maggioranza, perché la maggioranza è solidissima. Speriamo di continuare a condividere gli obiettivi della maggioranza e soprattutto un richiamo a un atteggiamento un po' più responsabile, soprattutto nei confronti dei cittadini più che nei confronti del sindaco, perché magari del sindaco uno può anche non fregargliene niente, però credo che il rispetto nei confronti dei cittadini non debba mai mancare. Senta, sindaco, ma lei in questi giorni è stato soft nelle parole che ha usato, però nei concetti è stato duro. No, io chiedo rispetto nei confronti della città e dei cittadini. È giusto avanzare delle proposte, delle idee che vengono sempre valutate in maggioranza, soprattutto valutate nella fattibilità. Lanciare nei giornali delle proposte che sono irrealizzabili, io la vedo come una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, che si creano un'illusione di un qualcosa che in realtà non si può fare. Tutto qua. Se poi non si può richiamare i consiglieri su questi principi, allora diventa tutto molto più complicato. Io credo che se rientriamo tutti nell'ambito del rispetto tra le persone, nella condivisione della maggioranza, non ci saranno alcuni problemi a continuare questa esperienza insieme. Diversamente, se qualcuno vuole andare avanti lanciando proposte irrealizzabili di fantapolitica che nulla hanno a che vedere con il programma elettorale, con l'attività che l'amministrazione sta facendo, sono liberi di farlo, ma lo devono fare uscendo dalla maggioranza. Io spero che questo non avvenga, però ognuno deve sentirsi libero di esprimere il proprio talento, le proprie idee e la propria visione come meglio crede. Ma lei pensa che con delle regionali alle porte ci si fermerà dal cercare di mettersi in mostra? Insomma, Treviso è Treviso, la regione è la regione. Se qualcuno vuole utilizzare Treviso come rampa di lancio per altri obiettivi, sappia che sta cavalcando e usando i cittadini trevigiani per motivi esclusivamente personali. Non credo che sia corretto, ma francamente, conoscendo anche le persone che hanno condiviso con me questi primi 2 anni del secondo mandato, non credo che sarà questa la soluzione, quindi sono convinto che tutto rientrerà e continueremo ad amministrare bene come abbiamo fatto fino ad oggi. Sindaco, un'ultima cosa veloce, perché in queste ore c'è stata l'approvazione del decreto sicurezza. Da maggiori strumenti, secondo lei, anche per le città, per cercare di tenere a bada determinati fenomeni? Sì, è un primo passo importante, poi credo che serva aprire ulteriori riflessioni, magari più da un punto di vista della certezza pena e normativa, più che da un punto di vista dell'intervento e degli strumenti in mano alle forze dell'ordine. Io sogno di vivere in un paese dove chi compie un reato finisce in galera, e se chi finisce in galera non è italiano, magari la pena la va a scontare anche nel suo paese, visto che abbiamo anche il sovraffollamento delle carceri e la comunità carceraria è per la maggior parte composta da stranieri. Ricordo che
la nostra comunità straniera in città rappresenta il 20% e il 40% dei reati è riconducibile a stranieri, quindi è evidente che serve aprire un ragionamento. Bene il DL sicurezza perché dà ulteriori strumenti alle forze dell'ordine, adesso serve un po' di coraggio anche da un punto di vista della certezza della pena e delle pene, perché a volte le pene ci sono, però noi non ci accontentiamo più di fogli di via e di DASPO che abbiamo capito essere assolutamente inutili. È un messaggio per il Ministro Nordio? No, col Ministro Nordio, con il quale c'è anche un rapporto di grande amicizia e stima sincera e profonda, noi siamo a disposizione per collaborare insieme portando sulla sua scrivania quelle che sono le criticità che riscontriamo tutti i giorni nel far rispettare le regole di una società che vuole essere civile. Quindi noi siamo a disposizione, conosco la sensibilità del Ministro Nordio e conosco, ahimè, anche i problemi che il Ministro Nordio è chiamato ogni giorno ad affrontare ed evitare per cercare di portare a casa qualche risultato. Quindi noi siamo a fianco al Ministro Nordio per una giustizia sempre più seria e responsabile. Grazie Sindaco, grazie al Sindaco Mario Conte. Abbiamo detto Sile Garden si comincia oggi fino a settembre per animare anche zone della città che generalmente magari non vedono passaggio di cittadini e di turisti. Con questo, con Edoardo Paris qui in diretta da Treviso, restituiamo la linea allo studio. Grazie Lina, grazie anche al sindaco Mario Conte. Noi ci spostiamo a Limena dove è scoppiata una polemica tra un insegnante, una maestra e l'assessore all'istruzione per un volantino, per un opuscolo sulle donne illustri all'interno del quale è presente anche la premier Giorgia Meloni. Ci racconta tutto in diretta Federico Fusetti con Cristiano Caiende. Buongiorno Federico. Buongiorno Francesca, buongiorno da me e da Cristian Rocaiende. Sì, siamo a Limena, hai detto bene, un volantino, meglio un libretto che il Comune, l'assessore all'istruzione, per la precisione Eleonora Paccagnella, sta distribuendo alle medie e alle elementari. Cosa è successo? Che è stata alle scuole elementari a mostrare ai ragazzini questo libretto che parla di 12 donne illustri della nostra Repubblica e tra queste 12 donne illustri c'è Nilde Iotti, ma ci sono molte altre donne che hanno fatto un po' la storia, Tina Anselmi del nostro paese, c'è anche Giorgia Meloni. Quando è apparsa Giorgia Meloni e i ragazzini l'hanno riconosciuta, una maestra ha contestato politicamente questa scelta di inserire Meloni all'interno del libretto. Un battibecco quindi tra la maestra e l'assessore davanti ai ragazzini e quindi insomma è scoppiata un po' la polemica. Ora il sindaco sta cercando di gettare acqua sul fuoco, insomma di limare questa incomprensione. Noi siamo venuti in comune a Limena, come si fa in questi casi, alla ricerca dei protagonisti e abbiamo proprio incrociato l'assessore Paccagnella che stava andando alle scuole medie per proseguire in questa iniziativa. Quindi adesso sentiamo insieme la sua intervista, tra l'altro pronta a ricomporre questa incomprensione ad ascoltare, ma insomma ci ha detto aspetto anche delle scuse da parte della maestra. Allora l'intervista l'abbiamo raccolta io e Cristiano Caiende e la sentiamo insieme, poi la linea può tornare allo studio. Assessore, lei sta presentando nelle scuole un'iniziativa legata alle donne illustri del nostro paese, è stata alle elementari, però siccome tra queste donne c'è anche Giorgia Meloni, a quanto pare ha ricevuto una contestazione politica. Com'è andata e cosa risponde? Guardi, io sono un po' dispiaciuta da quello che è successo, sono sempre qui pronta e disponibile per chiarirci perché io ho massima stima nei confronti di tutte le insegnanti e chiaramente anche della scuola, dove abbiamo indirizzato questo progetto molto importante in cui raccontiamo storie di donne che hanno fatto la storia, che hanno fatto la differenza, che hanno raggiunto un primato, un risultato, e quindi credo che sia un tema importante da raccontare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, e mi dispiace che c'è stata questa incomprensione, mettiamola così. Giorgia Meloni è una donna che ha rotto il tetto di cristallo perché è il primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica Italiana e quindi l'abbiamo menzionata insieme ad altre donne che hanno raggiunto dei risultati in politica importanti. C'è anche Tina Anselmi, c'è anche Nilde Iotti con una biografia scritta dettagliata della loro storia politica e dove nessuno ha avuto da ridire. Quindi io
spero e mi auguro che questa cosa venga chiarita. Da parte mia massima disponibilità, e mi dispiace che questo sia venuto davanti a dei bambini che invece sono molto entusiasti, anche i nostri ragazzi, di aver ricevuto e di ricevere, visto che oggi andremo anche nelle scuole medie, questo opuscolo per parlarne a casa e per parlarne con gli insegnanti. Di cosa l'ha accusata questa maestra? Ma non mi va molto di rientrare insomma in quello che è successo, evidentemente ha avuto un punto di vista diverso che abbiamo chiarito, chiariremo, spero, io ripeto sono sempre qui disponibile. È un dato oggettivo, è un dato storico che il presidente Meloni è il nostro presidente del Consiglio. A me a scuola insegnavano chi era il capo dello Stato, chi era il presidente del Consiglio, e quindi credo che insomma i ragazzi che hanno subito riconosciuto in maniera così molto naturale Giorgia Meloni nel libretto sono stati catturati da queste immagini, forse è stato interpretato male. Io ripeto, sono qui, sono disponibile e aspetto anche delle scuse. Questo non vi fermerà, cioè nel senso che l'iniziativa continua nelle altre scuole come programmato? L'iniziativa continua nelle altre scuole, è un'iniziativa concordata con la stessa istituzione scolastica, che è ben contenta oggi di accogliermi e di parlare ai ragazzi di queste storie di donne senza nessuna polemica, che noi siamo i primi a non voler fare. È stato un brutto episodio, ripeto, sono un po' amareggiata per quello che è successo, però noi andiamo avanti e crediamo molto nell'importanza di questo progetto da divulgare nelle nuove generazioni. Insomma, una vicenda che farà discutere anche nei prossimi giorni, e adesso lo aveva annunciato. Torniamo a Vicenza per parlare di sicurezza, in particolare degrado in una delle zone calde della città, il Quadrilatero, a pochi passi da Campomarzo. L'ex sindaco Francesco Rucco ha incontrato i cittadini che chiedono proprio maggiore sicurezza. Allora andiamo da Luisa Bertini insieme a Simone Squarcini e con loro proprio l'ex sindaco Rucco. Buongiorno Luisa, buongiorno a Rucco. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella zona del cosiddetto Quadrilatero, una delle aree più calde della città di Vicenza, a pochi passi da Campomarzo. Qui i cittadini segnalano continuamente i bivacchi, dei viavai strani, insomma c'è una forte percezione di insicurezza che continuano a segnalare. Oggi l'ex sindaco Francesco Rucco, che è qui con noi, li ha incontrati dopo tra l'altro aver anche incontrato altri cittadini di zone qua a fianco, quindi di via Napoli e via Battaglione Monteberico, cittadini che nell'altra zona si sono riuniti in gruppi e fanno delle passeggiate serali proprio per manifestare la loro presenza sul territorio, cosa che probabilmente sarà fatta anche qui, ma Francesco Rucco adesso ci parla anche delle misure, delle iniziative, delle proposte che intende portare alla luce. Sì, ho deciso di girare la città documentando la situazione di degrado e insicurezza che stanno segnalando i cittadini ormai quotidianamente a tutti noi. È giusto che qualcuno faccia qualcosa e quindi lo faremo girando e documentando, parlando con i cittadini. Lo abbiamo fatto nelle ore scorse in via Napoli e in via Battaglione Monteberico, lo facciamo oggi in via Torino nel Quadrilatero. I cittadini stanno scendendo in strada per occupare in maniera assolutamente pacifica le strade, le abitazioni, pertinenze, perché sono occupate da spacciatori, da sbandati, da gente che consuma droga alla luce del sole, quindi bisogna dare una risposta. Non ci va bene che il sindaco giri lo sguardo dall'altra parte, dica che sono una responsabilità del governo centrale piuttosto che del prefetto e questore. Il sindaco può fare molto, in molte città si stanno organizzando per poterlo fare, Treviso è un esempio in queste ore con i controlli straordinari di Mario Conte, gli steward urbani a Firenze, a guida peraltro un'amministrazione a guida PD, quindi se c'è la volontà politica si possono trovare le soluzioni, dobbiamo farlo in maniera determinata. Noi proponiamo fin da subito un presidio permanente nella zona di via Napoli e Battaglione Monteberico della polizia locale, supportata ovviamente dalle forze dell'ordine, e poi anche l'utilizzo del DASPO urbano, perché il sindaco dice che è uno strumento inutile, ma se non viene nemmeno richiesto dall'amministrazione comunale è chiaro che diventa inefficace. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che la legge ci consente di poter utilizzare, auspicando poi che naturalmente quando c'è una condanna sia definitiva e la pena sia certa. Ecco, queste le proposte, le iniziative, le misure proprio per sollevare i cittadini da questa situazione di degrado che segnalano quotidianamente. Per il momento da Vicenza è tutto.
Grazie davvero a Luisa Bertini, grazie all'ex sindaco Rucco. Mi ha raggiunto in studio il senatore Andrea Martella, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, io mi ricollego, senatore, a quanto appena detto dalla collega, insomma, sicurezza che non riguarda solo Vicenza, la richiesta di maggiore sicurezza, ne abbiamo parlato poco fa con Lina Paronetto da Treviso, con il sindaco Mario Conte, si moltiplicano i casi, insomma, di violenza che vedono, che fanno da scenario i centri storici, ci sono sempre più richieste anche delle istituzioni di zone rosse, c'è a Treviso l'ultima proprio in via Roma, nella zona della stazione. Intanto, proprio sul fronte sicurezza, ieri il Senato ha approvato il decreto sicurezza che ha fatto esplodere la bagarre in Senato con la protesta dell'opposizione. Beh, innanzitutto mi lasci dire una cosa, questo governo governa da 3 anni, la regione viene governata da 30 anni, 15 anni da Zaia. Se penso al Comune di Venezia, 10 anni di Brugnaro, e la sicurezza dei cittadini non è aumentata. Anzi, le condizioni che riguardano la sicurezza sono peggiorate nel corso di questi anni, senza che il governo sia stato capace di fare delle politiche efficaci, durature e in grado di rispondere ad un'esigenza reale dei cittadini. Io voglio dire che noi dobbiamo sempre considerare che ci vuole la certezza della pena, e cioè che non è possibile che chi ha aggredito una ragazza o un anziano possa rifarlo qualche giorno dopo, e però la risposta che sta dando il governo con l'approvazione del decreto che è avvenuto ieri è una risposta, diciamo, tutta volta a aumentare il numero di reati, aumentare le aggravanti, inasprire le pene, ma alla fine non produce in maniera reale una concreta sicurezza per i cittadini. Perché? Perché non ci sono risorse per le forze dell'ordine, per aumentare il personale, per aumentare quindi il dispiegamento delle forze dell'ordine nelle città, e perché non si accompagna ad una visione della sicurezza fatta di controllo del territorio una politica di contributi per la rigenerazione urbana, per le politiche sociali, educative, per tutto ciò che riguarda anche lo sviluppo economico delle città, per uscire dalle condizioni in cui si trovano, in cui anche la chiusura di un negozio, la chiusura di un punto luce, la mancanza di un servizio produce maggiore insicurezza per i cittadini, soprattutto per quelli più anziani o che sono più soli. Ecco, per questo io dico che il governo sta fallendo, ha dato questa risposta con questo decreto, che è un decreto di, diciamo, populismo penale, ma che in realtà non produce alcun effetto se non quello di restringere le libertà dei cittadini e di produrre più repressione, alla quale però non si accompagna la maggiore sicurezza per i cittadini. Prima di entrare magari nel merito di alcuni punti che sono stati al centro della discussione di questo decreto, è una percezione di insicurezza, lei che è a contatto con i cittadini, è un senso di insicurezza che poi magari non si rispecchia nella realtà dei fatti, o c'è veramente un allarme sicurezza nelle nostre città venete? No, c'è sicuramente un allarme sicurezza, va capito e va colto, e ha a che fare con quelle che sono determinate condizioni oggettive che vedono proliferare della criminalità, dello spaccio, di zone che sono dei non luoghi in molte città, dei veri e propri buchi che possono diventare punto di aggregazione e attrazione di attività criminali. Accanto a questo c'è anche una percezione, c'è un sentimento che aumenta quello che già esiste a livello di insicurezza, che è dato dal fatto che c'è della gente, delle persone, degli anziani o dei giovani o delle ragazze che magari preferiscono non uscire di casa ad una determinata ora. Ho letto delle statistiche che ci dicono questo in maniera molto chiara. E questo è legato, questo sentimento diffuso che c'è di insicurezza rispetto a molte città. Anche le zone rosse, da questo punto di vista, sono un tentativo di
che rischia di essere un palliativo, cioè si interviene, magari si sposta l'attenzione da una zona all'altra, e la criminalità fa presto a spostarsi, in quella parte magari si produce maggiore controllo, ma se tu non intervieni con le altre cose su cui prima mi soffermavo, cioè su come recuperare determinati quartieri, su come recuperare determinati edifici, su come mettere più illuminazione o un maggiore presidio educativo e sociale, e non è sufficiente fare le zone rosse, rischiano di intercettare un'aspettativa. Infatti i cittadini dicono le zone rosse possono produrre maggior controllo, ma intercettare un'aspettativa non sempre significa produrre maggiore sicurezza, e magari il fenomeno di criminalità si sposta nella zona accanto, e così cosa succede? Che si criminalizzano dei quartieri senza però riuscire a trovare gli interventi efficaci per contrastare la criminalità. Cioè la criminalità si combatte anche rivitalizzando quel quartiere, quel luogo della città. Certo che per farlo servono risorse, ma sappiamo che gli enti locali ne hanno sempre meno. È uno degli elementi che ci ha portato fortemente a criticare il provvedimento che è stato approvato peraltro per decreto dal governo dopo un anno in cui se ne discuteva. A un certo punto il governo ha deciso di trasformarlo in un decreto, un fatto abbastanza inusuale nella vita parlamentare, ma uno dei punti di critica fondamentali, oltre al fatto che si introducono tanti reati e per decreto è una cosa un po' diciamo al limite, ma è che è fatto con invarianza finanziaria. Invarianza finanziaria vuol dire che non ci sono più risorse o che se si trovano si devono prendere da qualche altra parte. E allora io penso che, come abbiamo detto anche in altre occasioni, che una concezione della sicurezza deve prevedere la certezza della pena e la sua esecuzione, deve prevedere al contempo interventi di carattere sociale, interventi di carattere educativo, se penso a molti giovani, e debba anche prevedere ovviamente controllo e conoscenza del territorio, e questo non può che essere fatto con le forze dell'ordine, che però devono essere messe nelle condizioni di svolgere questo lavoro e quindi di ricevere stipendi adeguati e di avere diciamo, personale adeguato a contrastare la criminalità. A far discutere in particolar modo è la stretta sulle manifestazioni. Leggo: aggravante per violenza o la minaccia ad un pubblico ufficiale se commessa per impedire la realizzazione di un'opera pubblica strategica. Pensiamo ai no TAV, no Ponte sullo Stretto, e ancora carcere fino ad 1 mese per chi blocca da solo una strada o una ferrovia, e da 6 mesi a 2 anni se il reato è commesso da più persone riunite. L'opposizione punta il dito su questi provvedimenti dicendo si impedisce la libera manifestazione. Ma non solo l'opposizione, c'è stato un documento di 200 costituzionalisti anche di diversa, diciamo, profilo culturale, forse anche appartenenza politica, che hanno messo in evidenza come questo decreto, con alcune aggravanti e alcuni reati che prevede, con un inasprimento delle pene, rischi di rappresentare una torsione securitaria, cioè di restringere le libertà dei cittadini, soprattutto quelle legate alla manifestazione del dissenso che in una democrazia va sempre garantito. Poi in altri casi, rispetto ad alcuni reati, si decide di inasprire le pene, ma talvolta non è che un delinquente non faccia un determinato reato perché sa che può avere 1 anno in più per quel tipo. Certo, può succedere anche questo, ma in genere siamo di fronte a soggetti che non guardano queste cose, che magari neanche lo sanno, ed è per questo che io dico che inasprire le pene rischia di non portare a niente se le pene non diventano certe, ma soprattutto che bisogna intervenire a livello di prevenzione, perché questo non accade, bisogna intervenire nelle nostre città. Prevenzione che è fondamentale di fronte alla violenza giovanile, alla criminalità commessa da giovanissimi. I dati che sono stati resi noti oggi proprio in occasione dell'anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri parla di un 34% in Veneto
cento in più di criminalità giovanile ed oltre 1.300 giovani denunciati. Sono dati preoccupanti che devono porci davanti ad una serie di interrogativi, senatore, a livello di politica ma a livello di società. I ragazzi vanno in qualche modo affiancati. Sì, innanzitutto in questa giornata voglio anch'io tributare il mio omaggio, il mio ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, così come a tutte le forze dell'ordine per il lavoro encomiabile, spesso in condizioni molto difficili, come abbiamo detto prima, che svolgono. Questi dati sono molto preoccupanti, come lei ha detto, non sono nemmeno nuovi, anzi confermano un trend che più volte abbiamo visto, che è quello dell'aumento della criminalità, soprattutto tra i più giovani, ed è per questo che io dico bisogna intervenire con quelle che sono politiche educative, scolastiche, sociali, che possono determinare l'inserimento dei giovani, che possono determinare lo studio, che possono portare ad un'occupazione e che possono evitare che questo fenomeno si allarghi. È una vera e propria priorità per noi questa, perché ha a che fare con il nostro futuro e con quello dei giovani ai quali deve essere garantita una società che non consenta che ci siano spazi di criminalità come quelli che purtroppo si stanno diffondendo. Un'ultima domanda, non posso non fargliela: come stanno procedendo i lavori in vista delle regionali? Non le chiedo nomi. No, ma del tutto, stanno procedendo bene, nel senso che in questi giorni siamo impegnati con le scadenze che abbiamo di fronte. E fino a qui abbiamo lavorato a livello di coalizione di centrosinistra, mettendo in campo un dispiegamento di forze vasto, che vede il PD, AVS, il Movimento 5 Stelle, varie forze civiche, con un dialogo aperto e costruttivo con Italia Viva e anche con Azione. Quindi per la prima volta in Veneto avremo una coalizione molto ampia, che si è data anche un programma politico che da tempo abbiamo preparato e che abbiamo discusso anche all'esterno con i cittadini e con delle iniziative che abbiamo fatto, e quindi adesso è giunto il momento della scelta della candidatura, scelta che avverrà a breve. C'è un confronto tra le varie forze politiche, tanto a livello regionale, tanto a livello nazionale, e quindi entro breve sicuramente arriveremo ad una definizione di una candidatura che possa rappresentare al meglio la nostra coalizione e che possa parlare ai veneti, spiegando che in Veneto è possibile aprire una nuova fase politica dopo questi anni che hanno visto ininterrottamente il governo del centrodestra che, come si sta vedendo, è ripiegato in lotte interne che occupano gran parte del loro tempo. Noi stiamo occupando del tempo anche per fare delle scelte, ma questo è il modo per poterle compiere nel modo migliore. Diciamo che il programma ormai è delineato nei punti più principali. Direi programma con al centro appunto i giovani, il lavoro, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico, la sanità. È definito, sono queste le principali questioni che riguardano il nostro programma per il futuro del Veneto. È definito anche per quanto riguarda il perimetro di una coalizione che, come abbiamo detto, tiene insieme parecchie forze. Come avete visto è anche in corso di definizione la scelta per le candidature, ma io non voglio qua fare nomi, lo farò al momento opportuno, quando nella coalizione si sarà fatto questo confronto, e anche nel mio partito, e lo faccio perché, essendo io il segretario del mio partito, devo in primo luogo garantire quel confronto che sta avvenendo per una scelta che sia una scelta giusta e appunto frutto di una partecipazione da parte del nostro partito e delle altre forze della coalizione. Grazie davvero al senatore Andrea Martella, e naturalmente ci ritroveremo per affrontare nuove tematiche. Grazie davvero senatore, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Grazie a voi.
Rieccoci in diretta, parliamo ora di parità di genere all'interno degli ambienti lavorativi, parità di genere che si può raggiungere anche con un corretto linguaggio. Ne parliamo insieme ad Enrica Bianchina, referente dell'Ufficio Risorse Umane di UNICEF. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno Francesca. È partita a metà maggio la terza edizione del Master Parità di Genere organizzato da UNICEF ed è un appuntamento importante e atteso dalle aziende. Sì, grazie. Allora, il Master è alla sua terza edizione, come ha correttamente detto lei. Il Master di Parità di Genere nasce dalla collaborazione con Confindustria Veneto Est e con SGS Italia e ha l'obiettivo di fornire proprio la formazione che sta nella prassi della Uni PDR 125 per la lotta alle disuguaglianza e che mira a favorire poi attraverso la certificazione di genere tutte le politiche a sostegno dell'uguaglianza uomo-donna all'interno dell'organizzazione. È quindi un evento molto sentito e che sempre più sta attirando l'attenzione delle nostre imprese, perché il tema dell'uguaglianza e il tema della discriminazione che deriva poi dalla mancanza di gestione di situazioni di disuguaglianza in azienda è un tema attualissimo, per cui abbiamo avuto più di 50 iscritti in 3 anni e assicuro che, non essendo comunque una tematica obbligatoria, è un numero ragguardevole, interessante. È un segnale, secondo me, di tendenza e di sensibilità. Molto importante, perché insomma il fatto che siano proprio le aziende a richiederlo e a rendersi protagoniste significa che c'è appunto una importante sensibilità. Ci sono alcune frasi che sono contenute nel comunicato d'annuncio, ve ne leggo alcune per farvi capire che possono sembrare frasi banali, che vengono utilizzate anche alle volte con leggerezza, ma che vanno in qualche modo messe da parte, accantonate se si vuole raggiungere la parità di genere. Ma dove lascerà mai i bambini? Quella è una rovina famiglia, ma va vestita così al meeting, quanto se la tira, è proprio una donna in carriera, la donna è multitasking, è proprio una donna con gli attributi, la signorina so tutto io. Chissà quante volte le avete sentite dire queste frasi. UNICEF ha un contatto diretto con le aziende sotto tanti punti di vista e sicuramente in questo caso quali sono le esigenze, le richieste che vi arrivano dalle aziende proprio nel contrastare certe discriminazioni e nel raggiungere la vera e propria parità di genere? Allora, la certificazione di parità di genere è un grande aiuto proprio per ragionare su queste tematiche. È un aspetto di gestione dell'azienda e quindi affronta soprattutto degli aspetti normativi e quindi si va ad analizzare, proprio a mappare tutte quelle situazioni di discriminazione che in primis sono quelle che riguardano la diversità salariale, per esempio, che è molto collegata anche all'autonomia poi della donna nell'ambiente di lavoro, con tutte le tematiche di attualità che conosciamo bene sulla difficoltà di una persona di sesso femminile di emanciparsi anche da situazioni di difficoltà. Quindi questo è un aspetto che viene valutato e validato. Ci sono difficoltà nella crescita di carriera, quindi nella realizzazione di piani di carriera per donne, proprio perché c'è una difficoltà ancora molto importante di conciliazione vita-lavoro, per cui tutta la tematica della certificazione è un'opportunità per l'azienda per andare a mappare i punti di miglioramento che si possono mettere in campo per favorire la vicinanza e l'abbattimento delle barriere tra il maschile e il femminile, perché possono essere messe dal punto di vista della gestione, per esempio, del personale, in atto tutta una serie di iniziative quali lo smart working, la conciliazione vita-lavoro, la flessibilità, il part-time, piuttosto che welfare, banca ore solidali, bonus per babysitter, asili nido, che permettono ad una donna di lavorare e di avere, ripeto, una emancipazione economica soddisfacente per renderla autonoma, renderla anche più soddisfatta
ma la parte normativa, come giustamente Francesca dici tu, è una parte. Il tema grosso è quello culturale, cioè è quello che sta dietro lo stereotipo che fa esprimere le persone in questo modo. E quando parlo di persone parlo di maschile, parlo anche di femminile. Facciamo un esempio anche molto semplice, molto spicciolo: la riunione indetta nell'orario tardo pomeridiano. È una mancanza di consapevolezza, a volte anche io dico una mancanza di empatia nei confronti di una donna lavoratrice che ha dei figli, ma sono anche figli di uomini, quindi sarebbe opportuno entrare anche a trasformare le abitudini delle aziende con una policy aziendale che prevede riunioni indette solamente la mattina o primo pomeriggio, piuttosto che altri comportamenti che devono essere assolutamente intercettati e modificati. Quindi come Unicef abbiamo questo approccio sistemico. Da un lato aiutiamo veramente la certificazione perché è un aiuto anche di visibilità, è un aiuto per reperimento di sgravi fiscali, ma soprattutto diamo una mano affinché questo impegno dell'azienda diventi concreto nelle relazioni tra le persone, perché poi alla fine il lavoro è fatto di relazioni e finché rimangono questi stereotipi, questi non detti, ed esiste una zona d'ombra, una zona grigia della nostra cultura che è intrisa di retorica di genere, difficilmente poi un'azienda può veramente fare il passo culturale e la trasformazione che la società ha bisogno, perché anche dal momento in cui vengono comunque concessi strumenti di sostegno, se tra i colleghi e le colleghe non c'è la consapevolezza che è un diritto, perché il mondo sta cambiando, vuol dire che abbiamo ancora tanto da fare. Obiettivo ultimo della certificazione e del nostro lavoro come Unicef a quella che è la cultura è il benessere organizzativo e l'attrazione, perché c'è un tema anche di retention delle aziende, quindi di difficoltà nel reperimento poi di persone nel trattenimento di talenti, che un lavoro così culturale che facilita e aiuta anche lo stare bene in azienda può aiutare dal punto di vista proprio anche del trattenimento e attrazione di talenti. E questo naturalmente migliora anche il clima all'azienda, perché se tutti lavorano anche con una tranquillità anche familiare, sapendo che poi si può essere avere delle performance vincenti al lavoro, perché poi la vita familiare è organizzata e tranquilla e c'è la nostra presenza, chiaramente migliora il clima in generale. Le volevo chiedere se sono in aumento, se sono ancora tanti questi episodi e se ci sono anche episodi di molestie nei confronti delle lavoratrici donne. Allora, l'azienda rappresenta quello che è la società e quindi è già una risposta, certo, mi sembra. Quindi poi se vogliamo anche aggiungere il fatto che viviamo in un momento di instabilità in generale, di precarietà e quindi di aumento in generale della conflittualità all'interno delle aziende, c'è già una risposta, quindi dove si va a scaricare il peso di questa sui soggetti apparentemente più deboli o percepiti come più deboli, quindi esistono. Noi faremo proprio il 19 di giugno un webinar sul tema delle molestie e sul tema degli strumenti che un datore di lavoro ha a disposizione per prevenire e anche per gestire casi di molestie, precisando che il termine stesso di molestia è un termine franoso, perché come dici tu poi è un tema che può essere legato ad una sensibilità, perché un comportamento può essere percepito più o meno, e per fortuna invece la legge definisce dei perimetri che sono utili per cominciare a riflettere, per cui io, come per la parità di genere, la regola dà delle normative e definisce dei perimetri. Noi dobbiamo lavorare però sulla sensibilizzazione e sulla cultura. A giugno faremo questo importantissimo webinar e nell'autunno invece faremo delle attività di formazione su come fare i colloqui di lavoro senza stereotipi e delle attività di comunicazione invece di linguaggi inclusivi, perché come noi ci esprimiamo, noi pensiamo, e quindi è una forma di rispetto. Riflettere anche sulla non sensibilità, ma sul diritto delle persone di essere quello che sono, essere rispettate, essere considerate, essere valutate al di là di quello che il nostro retaggio culturale, che deve trasformarsi, ci porta in maniera semplicistica o ci ha portato a esprimerci. Quindi
Quindi insomma è un lungo percorso da fare, anche perché quando si parla di cambiamento culturale sappiamo che non è uno switch off così immediato. L'impegno di UNICEF non si conclude su questo tema con il master. Che altri progetti ci sono proprio per raggiungere questo obiettivo? Noi cercheremo di adottare dei nuovi format. Per lavorare sulla cultura riteniamo che sia importante far vivere l'esperienza di che cosa significa essere abusato, ripeto, dove l'abuso non necessariamente deve essere un abuso fisico, ma un abuso psicologico. Come UNICEF sai benissimo che noi siamo un ente che ha sempre avuto cara la sicurezza del lavoratore, quindi ci occupiamo di sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche la sicurezza psicologica sta risultando un elemento fondamentale verso il quale noi cerchiamo di dedicare la massima attenzione. Quindi come puoi ottenerla, dato che non hai l'elmetto che puoi far adottare ai dipendenti? Consapevolezza attraverso dei format che ti facciano vivere che cosa si prova. Forse questo potrebbe generare dell'empatia e capire che vivere bene insieme è un risultato di tutti, non ti toglie nulla, anzi è un diritto e genera la conciliazione. Non è solo quella della donna verso il proprio lavoro, ma è anche nella relazione con l'altro all'interno del proprio ambiente lavorativo. Le donne cosa possono fare? Le donne lavoratrici per contrastare questo, ma anche gli uomini per contrastare i comportamenti sbagliati dei propri colleghi uomini. Alle volte c'è la risatina che parte e questo è già un essere complici, mettiamoci doppie virgolette. Io penso che non dovremmo essere indifferenti, mai, in alcuna situazione, nei modi e nei posti dovuti, denunciare e tra donne io penso essere più solidali. Più solidali perché, ripeto, poi il tema è un tema di donna che lavora, ma è un tema di donna a tutti i livelli. Certo. Talvolta noi abituate forse a fare le nostre battaglie in individuale non ci rendiamo conto della grande forza che possiamo avere nell'affermarci se ci uniamo con maggiore forza, quindi una maggiore sensibilità anche fra di noi. Solidarietà. Solidarietà. Quindi mancanza di indifferenza, cioè abbandonare l'indifferenza, ogni segnale, ogni gesto può essere significativo per fare la differenza. Potrebbe entrare anche nelle scuole questo impegno, nelle scuole professionali, ma nelle scuole in generale, per i ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro, inserire anche questo? Allora, io penso che noi adulti siamo i modelli di riferimento, quindi in primis dobbiamo cambiare noi. Chiaramente poi anche nelle scuole ci deve essere un aiuto per favorire, ma ci deve essere coerenza con il lavoro che noi facciamo e in questo senso aiutare, fare formazione nelle aziende è anche un tema sociale. Per cui l'impresa che si impegna lo fa anche perché ha dei messaggi che vuole comunicare. Io ho aziende imprenditrici coraggiose che io veramente apprezzo e che cerco di aiutare in tutti i modi perché stanno vivendo una funzione sociale, sono ben consapevoli del fatto che nel portare questi messaggi in azienda stanno portando questi messaggi nelle famiglie, stanno portando questi messaggi nelle nuove generazioni, stanno portando questi messaggi laddove sappiamo che ci sono sacche di purtroppo ignoranza, di chiusura, di arretratezza culturale che stanno impedendo alla donna di affermarsi nella libertà che le spetta. Quindi sicuramente non smettere mai di credere alla unione che possiamo avere fra di noi e alla funzione culturale che può avere la nostra voce, che sia in azienda, in famiglia e assolutamente nelle scuole. Se non facciamo rete, ma come in tutti i settori, è molto difficile raggiungere l'obiettivo. Stare insieme è indispensabile, soprattutto per le generazioni che vengono, che non possono usare i nostri linguaggi, non più. Il tema lo conosciamo molto bene, purtroppo. Grazie, grazie davvero ad Enrica Bianchi, referente ufficio risorse umane di UNICEF. Noi siamo in chiusura, ringrazio Tony Esposito e Alberto Pivetta in regia. Io vi lascio a Borgo Italia, documentario, e poi al film Le donne e il desiderio. Grazie e buon pomeriggio.